Pensiero del giorno, lunedì 23 giugno. Evidenziare i punti forti del prossimo. La fede dà una tale felicità, una tale gioia se la viviamo, che naturalmente se vediamo un fratello che non ha sempre la stessa gioia, ci viene voglia di dirgli: fai come me. Ma se abbiamo questo desiderio, dobbiamo cancellarlo, perché il proselitismo è anticristiano, perché non è amore. È amore per se stessi, per il proprio gruppo, per la propria Chiesa. E quello che dobbiamo avere qui è l'amore per l'altro. Questo desiderio deve essere soppresso, perché tra l'altro non sapete, secondo i piani di Dio, cosa queste persone possono apportare a voi con il loro modo di essere, con i valori che hanno, con ciò in cui credono e da cui probabilmente dovreste essere arricchiti. Forse pensate di conoscere la dottrina cristiana, ma non sapete cosa significa giustizia, non sapete cosa significa equità, non sapete cosa significa un'economia sana, soprattutto a favore dei più poveri. Chiara Lubich, La dottrina spirituale, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.